Un sistema di intelligenza artificiale al servizio della radioterapia oncologica, ovvero un dispositivo dotato di capacità autonome di apprendimento ed adattamento ispirato ai modelli umani. È la nuova apparecchiatura, denominata Ethos, al servizio dell'IRCS, che sta per Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Sacro Cuore Don Calabria di Negrar nel Veronese, che consente di verificare le modifiche in un tumore durante il procedimento di radioterapia, calibrando il trattamento più adatto e disponendo così un piano di cura quotidiano per ogni singolo paziente. Voi dovete pensare che ogni giorno possiamo avere degli spostamenti della posizione del nostro bersaglio tumorale, degli organi a rischio, che possono ovviamente essere dislocati giorno per giorno per delle condizioni anatomiche o per il cambiamento stesso delle dimensioni del tumore che si può ridurre seduta dopo seduta. Questo tipo di radioterapia di per sé è molto versatile, nel senso che, come tutte le radioterapie, è applicabile in tutti i casi di tumori solidi localizzati in una determinata sede anatomica. È chiaro che però, essendo molto complessa, questa modalità per cui noi ogni giorno proponiamo il piano di cura del giorno e quindi riadattiamo le condizioni, si presta soprattutto in quelle situazioni in cui il tumore può modificare giorno per giorno le sue dimensioni. Penso ad esempio ad un tumore del distretto cervico-facciale, quando il paziente può dimagrire giorno per giorno e può avere dei cambiamenti anatomici che possono anche influenzare la posizione del tumore, o anche nei trattamenti prostatici in cui la prostata può essere dislocata nel momento in cui abbiamo ad esempio una vescica più o meno piena, un retto più o meno vuoto. La prostata che si trova in mezzo può subire queste modificazioni della sua posizione e quindi noi possiamo ogni giorno correggere, vedere e correggere il piano di cura giorno per giorno. Precisione e mini-invasività, a vantaggio non più solo di una palliazione, cioè di una cura dei sintomi refrattari ad altri trattamenti clinici, ma di una terapia capace, insieme ai farmaci, di garantire un'ottima qualità di vita, controllando la malattia il più a lungo possibile e, in alcuni casi, potendola anche risolvere. Con questa apparecchiatura il Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'IRCS di Negrar può offrire ai suoi pazienti il massimo di tecnologia. Il massimo di tecnologia perché abbiamo già un'apparecchiatura che si chiama Unity, che ha una risonanza magnetica a bordo, che è l'unica in Italia, una delle poche presenti al mondo. Questa nuova apparecchiatura si affianca potendo offrire ai nostri pazienti la soluzione ideale, nel senso che andiamo a selezionare paziente per paziente in base all'anatomia, in base alle condizioni della malattia, per poter offrire il trattamento adeguato con la macchina più adeguata, sapendo di poter avere a bordo delle apparecchiature che sono sicuramente di ultima generazione e che ci consentono una precisione che in passato con la radioterapia era assolutamente impensabile.